La parola d'ordine è pulizia, questo lo chiedono i militanti, lo chiede non solo la base ma anche i cosiddetti colonnelli, ormai tutti quanti vogliono che si faccia questa profonda pulizia per ripartire. L'importante è che la Lega sia unica e unita. È andata come doveva andare, io voglio vedere un passaggio del testimone nella adunata numerosissima di questa sera. Comunque bisogna dire una cosa, il popolo dei leghisti è straordinario. Senza scopa perché credo che la scopa ce l'ho nel cuore, ce l'ho credo avendo dimostrato pochi giorni fa al congresso provinciale dove ha vinto una linea nuova, una linea che vuole il cambiamento. Ho visto molta partecipazione e anche tanta condivisione in un momento così anche difficile, però l'entusiasmo alle stelle, questo sì. Abbiamo visto come dobbiamo ripartire con l'unità del movimento, basta divisioni, adesso testa alta, schiena dritta e sempre avanti per portare avanti i nostri ideali. La scopa io non ce l'ho qua, però ce ne sono tante, qua vedo tra il pubblico e tra gli amici militanti della Lega che sono arrivati in migliaia da tutte le parti. Quindi la prima cosa è un po' il segno che la Lega è ancora viva, che la gente ci crede in questo movimento e io da militante dico veramente avanti così, insomma.